Un tessuto ricco che poi in qualche modo va in difficoltà diventa oggettivamente, viene attenzionato anche dalle organizzazioni criminali. Parte da questa constatazione il prefetto di Treviso per lanciare un appello chiaro e diretto a difesa delle nostre aziende da possibili infiltrazioni mafiose, in particolare alle banche chiamate in prima linea a garantire quel cuscinetto di liquidità alle imprese in difficoltà dopo 2 mesi di fermo forzato dal contagio. Di accelerare al massimo quelle che sono le procedure, quindi evidentemente di limitare al massimo quelle che sono le cose che vengono richieste, le carte e quant'altro prima di dare un credito, una volta ovviamente rispettate quelle che sono le disposizioni normative a cui non possono sottrarsi. Perché in queste condizioni sono soprattutto le piccole aziende, ma anche molte famiglie esposte a fenomeni di usura e di infiltrazione malavitosa. Sicuramente uno dei grandi problemi sarà quello della liquidità, bisogna quindi garantire alle famiglie e agli operatori economici il massimo accesso a quello che è il credito legale per evitare di finire poi a farsi finanziare, si sa con quali poi effetti collaterali, da persone che ovviamente utilizzano denaro, questi sistemi per riciclare denari e quant'altro. Prefetto che sullo stesso fronte ha già convocato le forze dell'ordine. Il tavolo è un tavolo ristretto alle forze dell'ordine, le quali evidentemente intensificheranno quelle che sono le attività info-investigative e poi faremo anche degli approfondimenti, degli attenzionamenti per quanto riguarda quelle che sono le filiere più appetibili, quelle degli appalti in particolare, quindi per capire se appunto nell'ambito dei lavori di una certa importanza che sono nel territorio si possono eventualmente come dire, annidare o comunque possono queste organizzazioni criminali in qualche modo inserirsi. Infine la verifica sulle domande di riavvio di attività, ad oggi oltre 4.000 quelle giunte in prefettura. Abbiamo esaminato quasi 2.500 istanze e siamo arrivati a circa 210 sospensioni. Lo facciamo con, come ho già detto, la consapevolezza che abbiamo a che fare con gente che vorrebbe lavorare e che si vede in qualche modo frenata. Ecco, quindi speriamo che al più presto ci sia, sulla base di quello che diranno ovviamente le autorità sanitarie e dell'andamento del contagio, si possa veramente ripartire, perché anche chiudere e sospendere non è una cosa che si fa a cuor leggero.